Sono le 7:20 a tutti, buongiorno. Sono Piero Rollo, ex campione d'Italia dei dilettanti, ex campione d'Italia dei professionisti, campione d'Europa dei professionisti e secondo campione del mondo dei pesigallo. Avevo picchiato uno che faceva il pugilato nella strada, l'ho picchiato. Io pugilato non ne facevo, lui faceva il pugilato. Allora ha preso la passata di cazzotti miei e si chiamava Arrigo Grimaldi. Era più alto di me, anche più ben messo. E dopo che l'ho picchiato mi ha detto, cioè, voglio diventare il tuo amico, dice perché non vieni in palestra? E così ho iniziato a fare il pugilato. C'era un po' di tecnica, non è che fossi molto tecnico, ero più alla sostanza. Mi piaceva vincere veramente bene. Allora dicevano loro che avevo il pugno forte. Sul ring dello stadio Amsicora di Cagliari, l'ex campione d'Europa dei Gallo Piero Rollo è in piena azione contro lo scozzese Alex Ambrose. Il sardo è in serata di grazia, forte, preciso, autoritario, come nei suoi tempi migliori. Martella l'avversario e lo costringe a piegare una prima volta le ginocchia. Lo scozzese è un pugile di ottima qualità e ha tenuto testa con bravura a Rollo per i primi 4 round. Poi il sardo si è scatenato e lo ha surclassato. Una seconda volta Ambrose ha piegato le ginocchia. 25.000 tifosi sono rimasti sotto la pioggia ad incitare il loro idolo. Il cervello è da usare sul ring, non con le sventole, c'è tutta una scuola, una preparazione prima atletica. Io mi alzavo alle 5 del mattino, andavo a Monteorpino, mi ossigenavo bene, alle 8 entravo in ufficio, anzi molte volte anche prima dell'orario stabilito. Il mio allenamento è un allenamento particolare in quanto io faccio atletica leggera, salto mortale e d'estate ed inverno soprattutto mi faccio anche 100 metri di nuoto. Sono nato nelle carceri perché mio padre era comandante delle guardie di carceri, mio padre veniva da Lecce e comandava qui, era capo del comando delle carceri. Il cognome non è sardo, anche se finisce con la O. Rollo sembra sardo, ma non lo è. Mio padre era pugliese, era di Lecce. Mia madre era sarda. Io ho preso l'altezza di mia madre, se avessi preso l'altezza di mio padre sarei stato un bel peso medio. Mio padre mi portava a vedere, allora c'era lì vicino al porto, venivano gli equilibristi col bastone, io prendevo un bastone di scopa e mi mettevo a fare l'equilibrista in casa, da un balcone all'altro. Urlavano le donne amiche di mia madre, signora Giovanna, guardi Piero cosa sta combinando. Allora c'era mio fratello maggiore, diceva non urlate tanto se non lo fate spaventare, ne cade e muore. Allora tutti in silenzio e io giocando rientravo.
ricordo di John Lewis che era qua a Cagliari a fare il militare e ne parlava la gente anche che lo vedevano allenarsi al poeta addirittura, e quindi queste cose qua, a vedere il cinema Carnera, John Lewis, mi ha appassionato a fare questo sport. Ho avuto questa passione e così è cominciato. Per scherzo, magari sono andato al Pirro, c'era una palestra, mi sono allenato, ho imparato a dare 4 punti, poi me ne ero andato a Cagliari, alla palestra Sardegna dove è Lello Scano. Lello Scano è il più famoso che c'era di allenatore, è stato il mio allenatore per il Rollo di Boi, di Zurdes, è il più famoso. L'allenatore è Lello Scano, secco, severo con gli aspiranti campioni. Tu che vorresti fare il pugilato? Pugilato, sì. Che cosa fai? Lavoro. A casa lo sanno che tu vuoi fare il pugilato? Lo so, sì. Ascolta, in primo luogo il pugilato è uno sport di disciplina. Prima che devi lavorare, e poi è lo sport. Inoltre i cappelli contissimi. Sono fortunato a Manca, ex pugile, campione d'Italia, campione d'Europa e sfidante al titolo mondiale. Questa qua era la mia scuola negli anni 40, nelle elementari, e pensate che ho dovuto fare, dato il periodo tra guerre e poco studio, ho dovuto fare 3 anni la terza, poi ho fatto l'esame della missione, mi ricordo, dalla quarta, poi sono passato alla prima media, poi a 14 anni ero stufo di studiare, non avevo più voglia e sono andato in palestra, mi piaceva fare il pugilato e basta. E pensate che ero anche da ragazzo al Touring Club Italia, c'era un paio di mesi, ero lì come fattorino, no? Poi un giorno mi hanno detto, beh fortunato, dal prossimo mese dobbiamo pagare. Dal giorno non sono andato più. No, ho detto, questo parlo sul serio, capito? Non mi piaceva lavorare, ero così purtroppo. Mi piaceva fare il pugilato e basta. Sono Paolo Melis, ex campione di pugilato, cagliaritano, nato nel 29, ho 200 combattimenti all'attivo, con 30 sconfitte, non ho mai perso per KO, ho incontrato i più grandi campioni, avrei desiderato incontrarmi per il titolo d'Europa qui a Cagliari, in casa mia, ma purtroppo gli organizzatori non mi hanno accontentato. Io ero troppo aggressivo, io quando in Francia ho fatto degli incontri memorabili, sono incontri di una ferocia che non avevano mai visto, di ferocia, non lo so, era più forte di me, io ero aggressivo. Tanto che un giornalista, George Peters, più autorevole giornalista del più autorevole giornale L'Équipe, scrisse queste testuali parole: paragonare l'incontro di Paolo Melis col campione di Francia Guy Dupé a una lotta fra leoni sarebbe vantare il re della foresta. Imbizzarrito il sardo Paolo Melis. Il vecchio peso medio cagliaritano ha venduto tanto cara la pelle che alla fine è riuscito a vincere nettamente ai punti. L'anziano campione, sfruttando al massimo la sua notevole abilità negli scambi a corta distanza, ha imbrigliato l'azione del californiano, che predilige boxare in linea. L'orgoglio del vecchio campione ha prevalso sulla giovinezza del negro. Lavoine è stato un errore di fonetica. Io conoscevo Lavoine dai giornali e aveva 200 combattimenti vinti per KO. Puoi immaginare che andava a incontrare un Lavoine, e io andai in Francia, feci 7-8 incontri, vinti tutti, poi non trovando più avversari mi proposero di incontrare Lavoine, cioè Lavoine in francese, Lavoine, io leggevo Lavoine, perciò questo Lavoine non lo conoscevo. E così rispose, ma io non lo conosco. Come non conosci Lavoine? Lo conoscono tutti, ma non lo conosco, perché appunto
Quando poi vidi i manifesti, Lavoine contro Paolo Merlini, io ho avuto paura. Purtroppo la parola era data e dovevo incontrarlo. E l'ho incontrato e l'ho battuto. Grazie a una lettera scrittami dal mio maestro Franco Pirasto. Ebbi la fortuna di avere un maestro che per corrispondenza mi ha spiegato come dovevo battere il mio avversario e l'ho battuto. This is Superman! Sono Franco Udella, ho 50 anni suonati, sono un ex pugile e oggi faccio il commerciante e conduco una vita serena e perfetta. Ho una moglie, 2 figli e 2 nipoti. Sono stato campione italiano, campione sardo per tanti anni, ho fatto 2 Olimpiadi, secondo campione d'Europa dilettanti. Da professionista invece ho fatto 150 incontri, tra cui sono diventato campione del mondo dei mini mosca, campione d'Europa dei pesi mosca, campione italiano e questi sono i ricordi che oggi mi vengono in testa. Stai attento, che ti rompi la manina! I miei antenati, ricordo mio padre mi raccontava che la mamma aveva un circo. Personalmente lui è incominciato da ragazzo ad essere un clown del circo. I parenti nostri e tutti gli antenati avevano dei circhi, tra cui uno si chiama Zanfretta, uno Circo Roccia, uno Sardegna, erano tutti parenti. Per cui appunto mio padre faceva il clown, ricordo io da piccolino che eravamo sempre in questi circhi che andavano e tornavano, poi mio padre si fermò e fece il pasticcere, però i nostri antenati, avevo delle zie che erano tutte trapezziste, avevamo i clown in casa e allora i clown erano anche saltimbanchi perché facevano tutto loro, era un circo casalingo in pratica dove giravano tutta la Sardegna ed erano quei circhi che appunto ti accoglievano tutte le persone, che allora non c'era la televisione, perciò tutti andavano al circo e tutti veramente, probabilmente io appunto essendo appunto uno figlio di una persona dello spettacolo, di giro, del circo, ha continuato lo spettacolo e così mi sono dato alla box alla fine, ecco. Sono Torre Borruni, un ex pugile, sono di Alghero. La mia carriera, sono stato campione italiano dilettanti, ho partecipato ai campionati europei, ho fatto le Olimpiadi, poi dopo le Olimpiadi del 57 sono passato professionista. Sono diventato campione italiano, campione europeo e campionato mondiale. Poi sono passato nei Gallo, categoria superiore, dove sono diventato campione europeo. All'inizio era un po' difficile, non era facile trovare un locale idoneo per poter allenarsi nel pugilato. Noi andavamo nei sotani, andavamo nelle torri, andavamo nelle case un po' crollanti. Allora piano piano però poi abbiamo avuto un locale un po' discreto, però erano sempre delle cantine, degli scantinati. Come la maglietta, da dilettante bisogna portare la maglietta, non si aveva una maglietta come, non so, di una certa firma, allora prendevamo una maglietta, una canottiera
lo mettevamo nel colore, gli davamo il colore azzurro, la facciamo scrivere dalle suore con gli unциnetti e via, e si indossava quelli. Le scarpe erano un po', non erano quelle moderne, erano scarpette fatte dal calzolaio su misura e via, e si andava avanti così. In volo a scaglioni gli azzurri tornano in patria. Ecco a Ciampino l'ultimo gruppo con in testa i vittoriosi della pallanuoto, mentre il Mosca Burruni e il Massimo De Perzio hanno messo knockout tutti gli avversari. Io sono uscito fuori dopo che, quando mi hanno chiamato militare la prima volta, però già prima conoscevo già cosa voleva dire il mondo, però non per merito del lavoro, perché il lavoro era quello che era, non si aveva la possibilità di andare fuori, solo il pugilato, lo sport in genere ci ha portato molti ragazzi a scoprire l'Italia, a scoprire anche all'estero. Era stata una cosa grandiosa uscire dal Ghero, uscire dalla Sardegna e vedere Roma, vedere Milano, vedere città che io magari non immaginavo. Tra me dicevo, ma è impossibile, come faccio ad andare fuori se non ci sono i soldi? I soldi erano quelli sufficienti per vivere, ecco, quella era un po' la storia nostra. Sono stato a Marsiglia, Parigi e ho fatto anche scalo a New York. E lì ho conosciuto Frank Sinatra. Ha detto, tu, buono italiano, anch'io italiano, diceva lui. Si presentava come italiano, Sinatra, e sì, è probabile anche. Quando sono andato a Bangkok siamo scesi come si chiama, a Bombay in India, a Karachi, tutte cose belle. Poi sono stato negli Stati Uniti, sono stato in Canada e in Europa un po' girato, in Svizzera, in Danimarca, in Inghilterra, in Jugoslavia, in Belgio. No, un po' abbiamo girato. L'Italia tutta però, già un paio di volte, anzi tante volte, dall'estremo sud sino al nord. A combattere prima e poi ad accompagnare i ragazzi. È sempre un piacere girare l'Italia, ho visto un'Italia meravigliosa, passando nei treni, mi ricordo, avete mai visto voi, passando nei treni, quei paesi nelle colline, cose meravigliose, come vediamo al cinema. Ho viaggiato sulle navi più lussuose del mondo, sulla Queen Elizabeth per esempio. Sono stato in posti che non mi sono mai sognato, ho quasi toccato la Statua della Libertà in aereo, che giravamo a giro, piuttosto belle soddisfazioni però, è tutto, accontentiamoci. Tore, non ci dieci! Tore! Non te caffetti, vai a compito su scritto su! Tieni la mano destra! La mano destra! Easy, tranquillo, Tore! Non arti su destro, non abbasci su destro! Via, via, muovi sbà! Tore, su Guiru! Fuori sul centro che non ti serrà! Tu non devi attaccare, Tore! No! No! Stringi, Tore, stringi! Aici, stringi! Stringi! Tu a passettino da braccio a tia! Sono marcoscano e sono un ex-fugile. Da novizio ho conquistato il titolo italiano nel 61. Nel 64 ho conquistato il guanto d'oro.
Nel 65 sono diventato campione del mondo militari, sempre da peso verde. Nel 66 ho fatto i giochi mediterranei. Nel 67 sono diventato campione italiano, ho partecipato ai campionati europei a Roma. Da professionista nel 71 ho conquistato il titolo italiano, fino al 74. Poi ho riconquistato il titolo italiano, ho avuto la possibilità di fare il titolo europeo e sono diventato campione europeo sempre da peso verde. Nel 77 ho perso il titolo europeo e ho finito la mia carriera come pugile. Poi ho fatto il corso come insegnante di pugilato e sono diventato istruttore di pugilato. Per me il pugilato è come una malattia, che non ci sono riuscito a staccarmi di fare o l'istruttore o il pugile. Ho scelto una cosa bella di fare l'istruttore perché ho avuto dei ragazzi abbastanza bravi. Ho avuto come allievo a Fabrizio Cappai, Andrea Mannai che ha fatto le Olimpiadi, ho avuto a Fanni, come c'ho ancora Fanni, e tanti ragazzi, io ho fatto 37-38 campioni d'Italia come insegnante e non mi posso pentire perché ho scelto a fare l'insegnante. Tranquillo, non c'è a discutere, devi questo corpo a bussinare, ti aprire questo minuto, non devi ok, tu ti fanno a passare su, ti dai no, come tu sostitui, sei se reparavo un po' Nella testa, non andare avanti, stai secondi, guarda qui, questo fa di È la terza ripresa, terzo assalto, round number 3. La mia infanzia a Villanova, io sono nato in via San Giacomo, dove con tanti ragazzi che era il dopoguerra abbiamo iniziato a fare i cosiddetti malandrini della strada, nel senso buono che giocavamo, andavamo in giro a prendere le frutte nei campi perché Cagliari era circondata, era piccola e circondata da tanti giardini. Noi anche al mercato di San Benedetto andavamo a prendere della frutta. Poi nei vari campi che c'erano tanti spazi con tante macerie che erano state formate dalla guerra, giocavamo a pallone e da lì si scappava qualche scalzottata, ma in senso buono. Ecco perché la zona di Villanova ha prodotto tanti pugili. Sono Tonino Puddu, ex pugile, sono diventato campione del mondo dei militari a Monaco di Baviera, sono passato professionista, sono diventato campione d'Italia, dopo un anno campione di Europa che è durato per 3 anni, ho fatto 9 campionati di Europa, al 9° campionato ho perso il titolo con Cadibacca, poi ho fatto il mondiale a Los Angeles dove ho perso con Rodolfo González, quindi ho fatto un altro po' di, diciamo così, di incontri. Per passione più che perché ormai la mia carriera era finita dopo il mondiale che ho fatto a Los Angeles. Crescono alla scuola del coraggio. C'è solo una persona che ha paura, la mamma. Io cosa vuole? Io sono la mamma, ho paura quando lui va a tirare. Sono sempre emozionata. Ho cercato sempre di sconsigliarlo. Perché? Perché sa, si sentono tante di quelle disgrazie, hanno avuto sempre paura. La mia famiglia all'inizio era un po' contraria, ma poi vedendo i risultati erano tutti entusiasti. Tu pensa che mia madre arrivava al palazzetto quando facevano gli incontri alle 6, quando magari doveva iniziare l'incontro alle 9. Era la mia più grande tifosa, mio padre era sempre a vedere
tutti i combattimenti. E pensare, perché quando mi servivano le prime mutandine ho detto a mia madre, dice guarda, mi servono questo tipo di calzoncini per la scuola fare da ginnastica, invece erano per allenarmi, perché non volevano a casa che facessi pugilato, ma poi sono dovuto rimanere per forza. Sono contenta che mio fidanzato fa il pugile. Perché? Perché lo fa più uomo, più sportivo. Ah beh, il padre era italiano e io non sapevo una parola in francese. Il était restaurateur. Allora aveva un ristorante, albergo ristorante, e mi portarono lì apposta per servirmi da interprete, il quale, meno male c'era lui, io non capivo francese. Comunque così, da lì ho conosciuto la signora Melis. Volevo uscire da quella povertà che si era creata in quel periodo, perché ecco, io si parla dal 50, 49, ecco, sai, le famiglie dove erano famiglie numerose, io avevo 8 figli, eravamo, il papà ci ha lasciato che io avevo 8 anni e allora lì era la mamma ha dovuto portare avanti questi 8 figli, ognuno lavoratori, io da 12 anni ho lavorato, portava la mensilità a casa, quel po' che si guadagnavano, ho lavorato sempre e così in mezzo ho messo anche il pugilato, con la speranza che anche il pugilato mi dava una mano e i risultati si sono visti, ecco. Mi ha aiutato, la mia carriera è quella lì, la mia vita, ecco. Che cosa fa quando non demolisce avversari? Ha un bar ad Alghero e lavora al banco. Lavora come tutti i suoi colleghi e i suoi ex colleghi. Zudas, un vecchio campione, fa il bidello. Come mai Zudas? La mia vita l'ho dedicata a tutto lo sport, sono stato un po' sfortunato e quindi adesso mi dedico al lavoro. I ragazzi di una volta avevano si dedicavano più ai sacrifici, quando facevano lo sport del pugilato lo facevano veramente con grande passione e con grandi sacrifici. Poi se andiamo a parlare degli anni 40, che io naturalmente non ho conosciuto perché sono nato nel 44, ma basta guardare i libri, ci sono dei grandissimi campioni con degli grandi incontri. Poi negli anni 50 dove io ho iniziato a conoscere i ragazzi che erano i ragazzi che poi sono diventati grandi campioni come Rollo, Zudas, erano più grandi di me ma me li ricordo benissimo, Manca, Melisi, Boi, un sacco di gente che erano dei grandi campioni. E a Cagliari c'era, diciamo che era la capitale d'Europa come organizzazione, c'era l'organizzatore Picciò che faceva incontri dove andavano 35.000 spettatori alla Sicola. Piove a Cagliari e gli inservienti scolano l'acqua dal telone del ring. L'incontro dell'anno per la Sardegna fra Bruno Visintin e Fortunato Manca si deve fare. Il sardo ha sfidato lo Spezzino per il titolo italiano dei welters e Bruno è andato a casa del rivale a mettere in palio la corona nazionale. Pioggia leggera ma continua. Tuttavia 25.000 persone gremiscono imperterrite lo stadio dell'Amsicora a sostenere il pugile che con Piero Rollo è uno degli idoli sportivi dell'isola. Il verdetto di parità è un premio alla generosità e allo slancio del pugile sardo. Quando entrava nel ring non era per boxare così in maniera, entrava per far male all'avversario. Purtroppo l'arte del pugilatore è quella. Poi la miglior difesa è l'attacco, è inutile, è così sul ring. Chi più ne dà ha più possibilità di vincere. Era un pugile cosiddetto generoso. Non per niente mi chiamavano la Pantera Noire, la Pantera Nera. Perché quando salivo sul ring era battaglia, non c'erano mezzi termini, battaglia. E ho avuto questa fama senza volere, io facevo il mio incontro. Ero un po' potente, troppo potente per la categoria che ero, mi spaccavo sempre le mani, c'è il segno ancora oggi. Vedi questi? Li vedi? Io poi alla fine andavo con un'iniezione di novocaina, mi addormentava quando dovevo fare 15 riprese, allora mi facevano questa iniezione, mi addormentava la mano e fino a quando poi soffrivo mi ingessavano. Di me dicevano che non davo tutto sul quadrato perché non mi piacevano le botte, le davo solo quando le potevo dare
e le prendevo quando le potevo prendere. Io lo dico sempre, al pugilato sono arrivato a 14 anni e mezzo, ho 53 anni e credo che il mio viso sia pulito ancora come ho iniziato. Ho avuto anche molto coraggio senza vantarmi, perché mi chiamavano di notte da un ospedale, qui l'ospedale San Giustina, il marito è ricoverato e stiamo cucendo l'arcata sopraccigliare. Ah, una volta. Comunque non verrà subito, va bene. Beh, ma arcate sopraccigliari ne ho solo 2. Cose così, capito? Ci vuole anche un bel coraggio per fare la moglie di un pugile. Io ero un combattente, magari, mi chiamavano il tamburino sardo, mi chiamavano, ero un combattente, ero un ragazzo aggressivo, però questo è all'inizio, poi piano piano con l'imparare, con l'insegnamento del pugilato più vero, poi per vedere anche, vedere nei film, andavo a vedere i film, poi è venuta la televisione, ho cercato anche di apprendere qualcosa, poi è giusto che piano piano l'esperienza mi insegnava a dire è inutile che io combatto, devo portare 10 colpi mentre bastano anche 3. Allora è che quello che un po' io ho migliorato un po' con la tecnica, ecco. Salvatore Burruni, in calzoncini bianchi, campione d'Italia dei Mosca, affronta sul ring di Alghero lo spagnolo Santos Seoane. Ambedue i pugili sono aspiranti alla corona europea dei Mosca. Burruni combatte con crescente aggressività. Il suo sinistro è fastidioso e potente. Quando l'arbitro ha contato fino ad 8 lo spagnolo si riprende, ha delle disordinate reazioni. I tifosi di Alghero portano in trionfo il loro sorridente campione. Se io sono rimasto nella box la devo proprio al signor Lello, che si dice il mitico Lello Scano perché è stato uno dei più grandi maestri che abbiamo avuto in Sardegna. Ed è per lui che io appunto ho fatto la box, perché non ho mai creduto a me, io non ero mai stabile, ero sempre in giro, non avevo voglia di fare box, ma proprio per lui poi ho continuato questa mia vita di pugilato che poi mi ha dato grandi soddisfazioni. Appunto ricordo in quel periodo che io passavo lì, andavo a scuola e mi fermavo a vedere questi pugili, tra cui Piero Rollo, Manca, che allenavano in questa palestra di via Barone Rossi, facevano la corda in una maniera stupenda e quello mi appassionò tanto. Tant'è vero quando ho incominciato a lavorare, che la sera appunto ero libero, sono incominciato ad andare alla palestra, una palestra che appunto era in via Barone Rossi, ho incominciato a imparare, dopo una settimana io ero stanco, gli ho chiesto appunto al signor Lello di fare i guanti e mi disse di no e allora è lì, in un attimo di nervosismo ho detto ma guardi che io questi ragazzi che li picchio tutti e così il signor Lello mi mandò via dalla palestra. Dopo un paio di giorni io tornai alla carica e gli dissi ma devo venire in palestra o no? Ah no, vieni che ti faccio picchiare. Tant'è vero invece le cose furono al contrario, picchiai io questi ragazzi che c'erano già un paio d'anni e così il signor Lello ha capito che qualcosa ci poteva essere in me. C'era Stevie Klaus, allenatore della nazionale americana, che poi è venuto in Italia per fare anche lui l'insegnante e quando ha visto a Franco Della, parlava il romano perché lui insegnava a Roma, ciao, questo è un box di Piero Rollo. Eh sì, è stato il mio maestro. Ah, allora non mi sono sbagliato, perché romaneggiava Stevie Klaus. Era l'allenatore della nazionale italiana. Io ero un ragazzo di strada, tra cui abitavo a Sant'Elia e non potevo fare diversamente che ogni giorno bisticciavo. Quando andavo a scuola difendevo i deboli e picchiavo i più forti. Io non avevo voglia di studiare, ma ero un amico di tutti e difendevo molto i figli di papà. Tra cui i figli di papà mi
in cambio della difesa mi davano la colazione. Diventavano molto amici miei, questi io li chiamavo ragazzi deboli che io difendevo a scuola, tra cui tant'è vero io ho fatto la terza media, poi mi sono ritirato. Ero in America 5 anni e non mancava ovviamente la nostalgia della città, della mia città. Mi fui invitato di tornare qui proponendomi di grandi cose e invece quando sono tornato purtroppo non fu rispettata la promessa che mi fu fatta per lettera dicendomi torna che l'America sarà qui e uno dei primi incontri che tu sosterrai a Cagliari sarà con Duilio Eloy per il titolo d'Europa. Io tornai a Cagliari armato di buona volontà, ma non furono rispettati i patti. Apprezzata la box di Duilio Eloy dai 30.000 sostenitori di Fortunato Manca. All'Amsicora di Cagliari il sardo, riconoscibile per la banda più larga e la fascia bianca ai pantaloncini, tenta la scalata al titolo europeo dei pesi welters. Nelle prime riprese lo sfidante brucia tutte le polveri della propria aggressività e Eloy è costretto più volte a indire la mobilitazione generale della sua esperienza di veterano del ring. Il pubblico sardo, sempre sportivo e cavalleresco, sottolinea con lunghi applausi l'azione elegantissima del campione, anche se il cuore di tutti i tifosi presenti batte per Manca, essi non possono rimanere insensibili di fronte alla limpida e ineguagliabile classe di Eloy. Nell'11ª e nella 12ª ripresa Manca si impone di nuovo. Eloy ha una larga ferita all'arcata sopraccigliare e appare spesso in difficoltà di fronte alla rinnovata irruenza dell'avversario. Superato però il momento critico, riprende tra i guantoni le redini dell'incontro e termina infliggendo a Manca la dura punizione di un knockdown. L'arbitro scandisce gli 8 secondi regolamentari. Subito dopo il gong annuncia la fine dell'incontro. Duilio Eloy ha vinto. Una vittoria netta, chiara, convincente. L'incontro è stato un incontro difficile, anche duro è stato, sia per me ma anche per lui. Perché quando è sceso dal ring lo ha detto lui stesso, dice Madonna aveva tanti cazzotti. È stato un bel incontro. Ed è l'unica volta che sono andato knockdown da professionista. Ho subito un atterramento di 2 secondi però, sceso giù, rialzato subito. Io ho avuto 2 knockdown nella mia carriera, il primo è nel primo incontro da novizio che ho fatto, sono andato giù, mi sono alzato subito, poi ho anche vinto. E poi con Duilio Eloy. Ha subito mai dei KO lei? Mai in tutta la mia carriera, non solo dei KO, ma non ho mai accusato un colpo da farmi piegare un ginocchio. Le gambe gliele fa piegare invece una ragazza, non sul ring però, in una sala da ballo molto originale, lo studio di uno scultore. Forse anche il twist fa parte degli allenamenti di un buon pugile. È l'Unione Sarda che ha voluto vendere più giornali. Hai capito cos'è? L'Unione Sarda ha sparato più di tanto, l'ha messa nella pagina sportiva a caratteri cubitali, rollo le donne. Per vendere giornali, perché io nel periodo ero campioncino di box, allora, sai, Cagliari ne parlava e quindi i giornali andavano a ruba. E ci va mai agli incontri? Sì, spesso. E mi eccito anche. Anzi, ad un incontro di Rollo sono anche svenuta.
pugilato, io come ho sempre detto, è uno sport, credo che sia uno degli sport più onesti e più sinceri. L'unica cosa che fa capire alla gente che sia uno sport violento, che non lo è violento, è che per vincere la gara ci si deve picchiare. Ma l'amicizia che c'è tra gli avversari, i miei avversari, per fare un'ipotesi, io sono in buonissimi rapporti anche con dei pugili che ho messo KO stranieri, mi scrivono cartoline, mi mandano gli auguri e viceversa faccio io. C'è un rapporto di amicizia che naturalmente durante la gara, quando si combatteva, con grande rispetto, con determinazione, bisognava picchiarsi. E io naturalmente come cattolico, come credente, non sempre, ma quasi sempre, se mi trovavo nella possibilità di entrare in chiesa prima dell'incontro a pregare che non succedesse niente a me, ma neanche al mio avversario. Naturalmente chiedevo a Dio di darmi la forza di poter concludere l'incontro, di vincere, ma senza far male all'avversario, perché se l'avversario si faceva male, prima a essere dispiaciuti eravamo noi atleti. Era una bomba manuale, una bomba fatta in casa, a base di sangue di bue, caffeina, saccarina, e alcol e altri intrugli che io non so, così mi è stato raccontato. Il mio avversario ci bevette la droga per ben figurare a Parigi, era la prima volta che combatteva il Palais des Sports. E lui voleva ben figurare. E il bello è che mi ha dato anche gli auguri, lui a me. È come dire buona-visca al pescatore quando fa la pesca. Lui a me mi ha detto, buona chance. Buon chance. Buon chance, Auguri. Una specie di augurio. Augurio a senso inverso però. Lui finì l'incontro, l'ho battuto. È caduto a terra dopo e l'hanno portato all'ospedale. Si prevedeva che fosse commozione cerebrale e invece non era niente, aveva vomitato e lasciato il segno sulla camice dell'ospedale, una chiazza gialla addirittura aveva. L'indomani siamo andati a trovarlo, era in buona salute. Mi hanno fatto talmente inquietare che sono diventato una specie di leone. A questo avversario ricordo questo particolare che con un uppercut, che è un colpo dal basso in alto, l'ho fatto uscire dalle corde e è andato a finire sopra la giuria. Poi il match è andato avanti e ho vinto ai punti. Mi hanno detto di calmarmi. Pensando ai miei incontri, quello che posso pensare il più difficile è stato quello che ho perso per il titolo mondiale dei pesi Mosca. È stato il più difficile perché l'ho perso per knockout alla 10ª ripresa, tra cui io vincevo 10 riprese. È stato un attimo di disattenzione e il campione mi ha atterrato. Mi sono alzato, mi sono fatto contare e poi ho lasciato perdere perché non c'ero più sulle gambe. E questo è l'incontro più difficile della mia carriera. Mentre penso che l'incontro più bello della mia carriera sia stato quello contro il vecchio Sperati. Il vecchio perché faceva la box molto prima di me, tra cui c'è una nodo che io ho conservato per la vita. E ricordo che quando ero novizio lui venne a fare dei guanti in palestra in via Barone Rossi e lui era già professionista. Mi lasciò un segno perché mi fece mangiare brodino per una settimana. Tra cui lo ritrovai dopo 10 anni da professionista per il titolo d'Europa. E nella mia carriera penso che sia stato l'incontro più bello di tutta la mia carriera, perché ho vinto 10 riprese tutte e lui ha abbandonato all'8ª ripresa perché non riusciva più a stare in piedi. Adesso lo portavo con tutta la spalla, si porta con tutta la spalla, deve essere un colpo così secco. Mano così, la spalla deve entrare dentro, poi se te ne do uno, così capisci.
io per il titolo che ho fatto a Roma con l'organizzatore ero disposto di combattere gratis, questo lo voglio dire, perché era difficile far venire questo thailandese, perché voleva tanti soldi, erano in quel periodo $50.000, erano tanti, e io ero disposto a combattere gratis perché l'organizzatore diceva: se do i soldi a Kingipak per te non ci rimane niente. Allora ho detto: guarda, non vi preoccupate, combatto gratis. E allora ho combattuto gratis, con la misera, sì, mi ha dato un premio di 1 milione. Io ho combattuto 1 milione contro 30 milioni che è andato a Kingipak. Ma io no, in quel momento i soldi non è che aspettavo i soldi, servivano perché era un ragazzo che stavo crescendo, però a me mi interessava questo titolo. Lasciavo perdere i soldi, però volevo diventare campione del mondo e ci sono riuscito. Quando tu vedi la gente lì in fila a fare i biglietti prima dell'incontro, che volevano vedere questo grande match, la gente che è andata lì da giorni e giorni, se l'hanno prenotate per i biglietti, per i posti, poi vedere questo Palasport, l'Eur di Roma pieno a zeppa, che era la prima volta anzi che si inaugurava quel palazzetto, era stato per me, dicevo io, un uomo così piccolo, dice un ragazzo piccolo, riesco col mio sport a portare tutta questa gente qui. Poi dovevo rifare il titolo mondiale, dopo aver perso con Mazinghi perché mi sono fratturato una mano alla terza ripresa, dovevo rifare il titolo mondiale con Emil Griffith in Australia, che si doveva fare il 25 di dicembre del 65. Ma purtroppo in un incontro che ho fatto il 31 agosto a Bangkok ho avuto il distacco di retina, però il distacco di retina non l'ho avuto sul ring, l'ho avuto in aereo andando, perché mi sono ricordato che sull'aereo mi scendeva un'ombra qui come mi affacciava a finestrino e poi si ritornava in aereo. Quindi non l'ho avuto il distacco in aereo, l'ho avuto sul ring, l'ho avuto in aereo il distacco. E da lì ho finito la carriera, non ho potuto rifare nemmeno un altro mondiale, come era previsto. Con Mazinghi mi trovai in gran forma, tanto da essermi permesso di scendere dal cavallo e guerreggiare all'arma bianca con lui, perché lui picchiava, sapeva aggredire e tutti scappavano di fronte a lui. Io invece sono andato io a incontrare a lui e l'ho messo anche in difficoltà perché ero più picchiatore di lui e ho vinto io, a prepotenza. Crollata è la corona europea dei pesi gallo dal capo di D'Agata. Davanti a 30.000 tifosi a Cagliari, il sardo Rollo ha battuto ai punti l'uomo che è stato campione del mondo. Il campione d'Europa ha resistito all'irruente foga del giovane, ma ha dovuto cedere alla maggiore freschezza e potenza del rivale negli ultimi round. L'esuberanza del sardo vittorioso lo ha indotto a un balletto finale con l'avversario. Era un grande combattente questo D'Agata, incassava bene, era sordomuto e dicevano i Cagliari Italia i colpi non li sentiva. Diceva che non lo sentiva perché era sordomuto, ma era girata barzelletta quella, lui era sordomuto veramente. Ma Piero Rollo sarebbe campione del mondo senza problemi, ma alla grande con le sigle vere, cioè parliamo della WBC e della WBA, sarebbe sicuramente un grande campione del mondo e durerebbe anche parecchio. Non solo Piero Rollo, ma anche qualche altro come Manca, come Melis, come Zudas, cioè sarebbero campioni del mondo, con le sigle di oggi, sicuramente.
voglio ripetere, tutte le cose arrivano alla parola fine. Come un vecchio ballerino smette di ballare, io ho smesso di boxare. Adesso faccio l'allenatore, un giorno finirò di fare anche quello. Dipingo e un giorno finirò anche di dipingere. Purtroppo per ogni cosa c'è la parola fine. Penso che ogni atleta deve a un certo punto ragionare e deve dire, beh, adesso è arrivato il momento di dire basta. Non bisogna essere egoisti delle soddisfazioni, sì, sono belle le soddisfazioni, però ci arriva un certo punto che bisogna dire basta. Deve ragionare l'atleta, dire adesso per me ho dato tutto e voglio lasciare dei bei ricordi, mi ritiro e me ne vado in pensione. Io penso di aver lasciato un buon segno a livello di persona umile che ha fatto una disciplina sportiva abbastanza sacrificata e piena di rinunce, ma io alla mia città, alla mia terra, cioè la Sardegna e anche all'Italia ho lasciato un buon ricordo, per cui a livello sportivo parlo naturalmente, un buon ricordo e mi fa solamente orgoglio. Cosa avrei voluto? Il pugilato, se uno mira in alto, più alto podio, tutto lì. E chi è che non ci pensa? Ci pensano tutti. Ma io non la sento ancora la vecchiaia. C'ho gli anni però non la sente. E purtroppo è così. Quando la sentirò vi avviserò. Allora vi racconterò con me. Adesso non ve la posso raccontare, la vecchiaia. Non c'è, secondo me non c'è. Anzi, se volete faccio anche un incontro di pugilato ancora.